Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti nel commendatore veneziano, siamo su Valentino sulle game, siamo scusate, alla quinta tappa del mondiale dopo il Qatar, Argentina e Austin. Inizia la frontiera, vai di Le Mans, non ho fatto vedere il motorencio perché nella categoria flat track sono proprio uno scherzone incredibile. Proprio il Cume con quel tipo, con quello stile di guida proprio non ha niente a che fare, basta vedere MXGP. Vabbè, fine, andiamo. No, andiamo a Le Mans. Oh, siamo? No, benissimo. E niente, abbiamo sempre come obiettivo il 10° posto della nostra saretta. La Road to Sara continua e vediamo un po', ci ribecchiamo dopo le qualifiche del Gran Premio di Francia Le Mans. Ragazzi, arriva la pole position come indiana, il Cume ha pitturato la pista proprio, ho pitturato tutto sotto la pioggia, sono un fenomeno, grande Cume, ha dato 2 secondi a Navarro, quindi mangiamo il pacco a Navarro, e ragazzi, Sara ha definito il Road to Sara. Allora, spiego velocemente. Per la prima pippona, per il pippone obeso, praticamente devo riuscire a fare un hat-trick, cioè fare una pole position, e ci siamo, un giro veloce in gara e la vittoria della gara. Quindi speriamo già alle massime potrebbe caere il primo pippone da Sara. Per il pompone, ragazzi, serve vincere un mondiale, che sia Moto3, Moto2, MotoGP, non importante. Il primo pompone ha una vittoria del campionato. Invece, per il pacchetto completo, ragazzi, quindi davanti e dietro, sopra, sotto, di lato, devo vincere in una stagione almeno 10 gare. Sempre o Moto3, Moto2, MotoGP, ma vincerne 10 su 18 non è un'impresa da poco, ragazzi, perché ne ho tante gare sfavorevoli. Quindi, raga, speriamo bene. Vediamo se oggi riesco a portare a casa il primo trofeo. Oggi si lotta per la pippona di Sara. Speriamo bene, ragazzi, dai, le premesse ci sono tutte, ho fatto un grandissimo tempo in qualifica, a sto punto spero nella pioggia anche in gara. Andiamo, raga. Vai, ragazzi, andiamo per cercare di portare a casa il primo trofeo di Sara, il primo obiettivo, e il pippone obeso. Vai, fioi. Andiamo, Gran Premio di Francia, partiti, Le Mans. Partenza un po' crazy del Cume, ma va bene. Qua inizia un Gran Premio difficile, è un Gran Premio favorevole al 90%. Sempre l'insidia di qualche curva, tipo questa che odio. Eccola qua. Sta curva sempre nel primo giro mi ha sempre dato problemi. Attenzione, il Cume prova un esterno. Il Cume prova un esterno, anzi un finto esterno, andare all'interno. Molto bene. First class. Ma Fenati c'è, non sempre quelle che le nostre abilità non sono massime. Guarda che duello tra Sky Racing Team. Non sto guidando bene questa prima parte. Non siamo partiti bene, Beppe. Come sente la pressione, vuole la prima pippa, la pretende. Madonna, qua va lungo. Calma, come che manca ancora una vita. Qua si vede che anche il pilota è scarso. Ancora le abilità, ecco Rosy Binder intanto. E dopo una super qualifica in gara per il momento. Questa è una curva favorevole. E qua arriva un internazzo perfetto. E un cambio di direzione magico, ciao. Grandissimo Cume che supera frena Frenati. Perché lui è frena Fenati. Qua non ci siamo. Per fortuna che sulla pioggia, insomma, il Cume c'è. Anche se in realtà non piove, ma è solo tracciato bagnato. Ok, primo giro andato. First laps completate. First lap. Ok, c'è tensione, Beppe, c'è tensione perché voglio vincere. I trofei che mi ha imposto Sara sono difficili, soprattutto l'ultimo, vincere 10 gare in una stagione. Non sarà semplice, forse non l'ho mai fatto, non mi ricordo onestamente, ne ho fatte talmente tante di gare che non mi ricordo una sega. Vai, ragazzi. Molto bene. Molto bene. No.
Qua scodo un po' ad esterno. Qua può recuperare frena frenati. Mamma mia. Stiamo guidando come voglio io, infatti è molto vicino. Qui c'è il bule dietro. Il bulletto bulega. No, niente. Sono teso, ragazzi. Un braccino corto. Veneziano in testa. Un bulletto bulega secondo. Devo dire che c'è molta varietà dietro. Rispetto a Clark Kent l'altro anno, a Zircone, mamma mia. Anche il secondo giro è andato, però penso che il giro record non è mio, Buona, questa l'ho presa bene. Ho dei tratti che vado alla grande. Rosy Binder terza, frena Fenati quarto. 1.51 sto girando lento però, Giro record di bulletto bulega. Niente, l'Atric non vuole arrivare. Però dobbiamo vincere la cazzo. A meno double, pole e vittoria. Sarebbe la seconda vittoria in carriera. Non riesco a migliorare i record dell'anno scorso, che ne ho fatti veramente tanti. Veramente tante vittorie, tante pole, tanti giri record. Voglio fare un bel ultimo giro però, anche se sono stanco, perché i parametri del pilota sono scarsi, Tanto la pista si è asciugata ormai. Dai comandino, regalaci un sogno. Meglio frenare un po' prima adesso, perché se vado lungo adesso rischio grosso. Vedete che siamo messi bene. Comunque mi piace molto il layout di quest'anno delle grafiche ufficiali. Sono meno invasive rispetto agli anni scorsi. No, questa l'ho presa male, ma perché sento la moto diversa. Ragazzi, la stanchezza conta tanto, C'è niente da fare. Questa è una cosa proprio che mi piace molto di quest'anno, però non vedo l'ora di arrivare all'abilità massima, quindi sono tranquillo. Molto bene. Perfetto, Comendino. E si va a vincere! E si va a vincere! Con l'impennata è quasi crepo, mamma mia. Grande come, non ci credevo più. Non so, ho avuto un momento di pazzia, avevo paura come di perdere la gara. Cazzo, mi sono inculato però il giro record, peccato. Per poco, anche un decimo. E arriva la vittoria, Beppe. Siamo quarti nel mondiale anche a meno 26, signori, possiamo vincere anche il titolo. Rosy Binder prima, Frena Fenati secondo. Antonelli terzo. Buono raga, andiamo alla prossima tappa del mondiale. Quanto godo. Ho avuto come un momento, ragazzi, proprio nel rettilineo, ho detto ma vinco o non vinco? Non lo so. La panicata, però non ho conquistato il trofeo della pipa di Sara. Purtroppo non arriva ancora il pippone da Sara, ragazzi. Tutte le abilità vanno avanti. Buono. Buono raga, prossima tappa. Adesso vediamo un attimo Twitterone. Vediamo cosa mi spara il buon Twitter. Cazzo, per un decimo ho perso la pippa, no, ma non le credo. Vabbè, ora devo andare su qualche sito hard. Ok. Continua così com'enda. Scusate. Mail. Oh, ciao amore. Il morale del team è alle stelle grazie alle tue prestazioni, però non è ancora il momento della pippa. Porta a casa l'Atric e ci vediamo a casa mia. Va bene. Ok, Sara, perfetto. Allora, calendario. Prossima tappa. Ho il Mugello. Gran premio di casa. Tutto a cannone. Vai. Perfetto. Ci becchiamo dopo la qualifica. Ragazzi, qualificazione un po' negativa, 17° posto. Niente, il Mugello è una gara che vado bene o vado male, problemi in rettilineo soprattutto. Perdo tanto là, non capisco il perché, vediamo in gara come va. Comunque ragazzi, c'è da dire che ho vinto le 2 gare, sto facendo questi bei risultati, senza anche TCS ragazzi, perché
Io mi sono, ora ho provato a guardare per curiosità, era impostato su spento. Cioè, non so se mi spiego, adesso faccio anche vedere, ma sono scioccato da sta cosa, perché l'altro anno ce l'avevo ancora, cazzo. Cioè, guardate, TCS spento. Io ho giocato sempre così, raga. Adesso non so se è normale perché se metto fisica pro è sempre così, però... Cioè, me la godo proprio, allora, raga, non sono proprio una pippa su sto gioco, bene. Il gondolaro c'è. Adesso però devo fare un buon risultato, eh. Dai, come siamo già decimi. Perfetto. Adesso me lo scrivo anche sul titolo, almeno mi gaso un po'. Scusa. Guarda, sto rincoglionito, guarda. Però su sta pista non siamo competitivi, ragazzi. Non siamo competitivi perché... non lo so in realtà il perché, però è così. Cioè, proprio la moto non mi spinge al massimo. Dai, Comendino. Che possiamo recuperare sul sesto posto l'obiettivo di Sara. Comunque spero in Catalogna di portarmi a casa il pippone di Sara. Speriamo, cazzo, ho proprio bisogno per svuotarmi un pochino. Guarda che sorpa. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao proprio. Siamo ancora tutti. Adesso vediamo i ritirini. In qualifica problemi grossi. Vediamo qua in gara. 8th place. Una curva che odio. Proprio canna, le qualifiche sappiamo che il Kuma ogni tanto le canna, così. Ecco, questa è la mia curva, però ciao Beppe, ciao. Mamma mia ragazzi, che Kuma, però in grande spolvero adesso il Kuma. Adesso il Kuma sta facendo grandissime cose. Cioè, penso, ho vinto anche 2 gare senza il TCS. Dai, prendiamo la scia. No, in rettilineo proprio non ci siamo, Non ci siamo in rettilineo. Qua ho frenato presto. Ho avuto un po' paura qua, ragazzi, lo ammetto. Tipiche paure comendiane. Adesso però sul guidato possiamo recuperare. Dai cazzo che siamo nella gara casalinga, fioi. Sara vuole una bella prestazione, anche se è avara di... lei è un po' avara di prestazioni. Lei vuole i trofei, allora vabbè, portiamoli lì a casa. Buono. Dici, finché non vinco tutto, io non mollo, sto gioco. Le 10 vittorie che mi ha imposto Sara non è semplice secondo me, perché non le ho mai fatte, non mi sembra. No, qua vado un po' sull'erba. Ho sbagliato io. Qua ancora ho sbagliato io, calma come. Quando parlo di Sara mi deconcentro. Non ho proprio il passo per il momento al Mugello. Vabbè, pazienza. Non c'è il passo, dai, almeno sesto, però almeno sesto devo arrivare. Il Nava è sesto. Dai, Comendino, final lap. Final lap comendiano. Finora ha fatto 2 podi che sono 2 vittorie, però pazzesco. Dai, Comendino. No, in realtà sì, sono arrivato quarto in Spagna, è vero. Sto facendo una cagata storica. Tipiche cagate comendiane. Dai, almeno sesto per l'obiettivo scuderia. Quest'anno il mondiale non lo possiamo vincere ancora. Siamo troppo scarsi di abilità. Comunque abbiamo perso punti con la Mahindra. E niente, qua siamo sesti.
So qua vado un po' lungo, anche l'ho rischiata. L'ho rischiata, raga, è andata male. Mentre l'ultimo giro è spaventoso con la stamina. Guarda quanto rischio adesso. Purtroppo la qualifica ha rispecchiato un po' la gara. Dai, speriamo di arrivare almeno settimo a sto punto. Cazzo, per una fottutissima posizione non può scivolare uno, no? Scherzo. Che non è che ho guidato malissimo alla fine, però niente da fare, C'è un po' di bagarre davanti neanche. Questa la prendo veramente da Dio, Troppo interna questa. Vabbè ragazzi, settimo posto, non male, dai, non male. Da 17esimo, 10 posizioni guadagnate, però purtroppo non vado all'obiettivo scuderia che era sesto posto, ma il cume c'è. Il cume c'è. Ok. Stiamo provando a creare tanti punticini irridati. Ok. Giro record di Bulletto Bulega. Ok. Siamo sesti a meno 33. Rosy Winder sempre in testa più 3 su Fenati. Molto bene, molto bene. Ok, vediamo se quanto saliamo nella classifica. Buono. Perfetto. Dai, che stiamo salendo bene. E il cume c'è. Peccato che hanno levato insomma il podio, diciamo. Potrei mettere anche un podio però, Cazzo, la milestone, a volte si perde in un bicchiere d'acqua, porca la trota. Buono. Visto che sei sempre alla ricerca di una nuova sfida, ho un po' di offerte che vorrei vedessi. Le trovi in lista team. No, io quest'anno rimango qua, Ve lo dico già, faccio quest'anno alla non cambiare. Non cambio. E il prossimo anno andiamo in Moto 2 in ogni caso. Ok, il puttanone. Perfetto. Buono raga, nel prossimo video ci spariamo anche le classifiche delle, in Moto 2 e MotoGP per capire chi è in testa. La prossima gara è in Catalogna, ragazzi, appunto all'Atrico Comendiano per portare a casa il primo trofeo della Road to Sara, il pippone di Sara. Quindi fare un hat-trick, pole position, giro veloce e vittoria. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!